Buonasera a tutti, benvenuti a Ridisegnare il futuro. Ormai siamo all'ennesimo appuntamento, non li contiamo più, sono stati degli appuntamenti diversi, dal sociale alle imprese, allo sport, e questa sera il nostro dialogo si sofferma su quella fascia preziosa della nostra comunità, i nostri anziani, una fascia che questi mesi li ha vissuti con intensità, perché erano le persone che dovevano essere più protette, ma a volte erano le persone più sole, a volte quelle con più bisogno. Ma faccio un passo indietro solo per chi è la prima volta che magari ci fa parte, così ascolta il nostro dialogo e anzi può partecipare attivamente, perché approfitto per dire che ovviamente i commenti poi sono utili proprio a questo nostro dialogo, e quindi siamo assolutamente, anzi sono i benvenuti. E quindi l'idea di questi dialoghi nasce proprio, e li avete dietro di me, da questi post-it, cioè da suggerimenti che arrivano anche da chiunque, o durante le dirette o durante le registrazioni o nella visualizzazione delle registrazioni, o semplicemente da contatti interpersonali, per ragionare su temi più diversi. È già pronto il tema della prossima settimana, ma lo diremo alla fine, insomma, di questo nostro dialogo che dura un'oretta, per non essere pesanti, che è molto interattivo, che è molto anche dinamico, proprio per non essere pesanti, ma perché vuole essere una riflessione a voce alta. E soprattutto, visti i professionisti che accompagnano il nostro dialogo, vogliono essere dei consigli, perché credo che siamo tutti stati catapultati in una situazione assolutamente nuova, che sta continuamente evolvendo, fase 2, fase 3, dalla primavera all'estate, quindi ci sono delle evoluzioni e abbiamo bisogno di consigli. E quindi questa sera abbiamo con noi, do il benvenuto quindi a Ernesto Burattin, consigliere nazionale UNEBA, se non sbaglio, corretto? Certo. Buonasera a tutti, buonasera a tutti che ci sentono e ai partecipanti. Grazie. Leone Carollo, presidente Ancescao Veneto, buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti gli ospiti e a chi ci ascolta, grazie. Grazie a voi. E a Cristian Bisatto, psicologo e psicoterapeuta. Ciao Cristian, benvenuto, grazie. Buonasera, ciao, grazie Enrico dell'invito. Allora, proprio perché uno dice chi sono questi tre ospiti, chiedo a voi prima di tutto di presentarvi insomma, sia per il titolo, ma so che insomma poi qui abbiamo messo la cosa più preziosa, ma poi so che voi appartenete a tante cose belle, ma se ci raccontate, quindi chiedo ad esempio ad Ernesto, vado così in ordine, anche se poi l'ordine è assolutamente dinamico, non c'è un ordine chiedo ad Ernesto. Prima cosa, uno legge, o non potevamo star lì a scrivere tutto, no? UNEBA cos'era, e quindi ti chiedo così di raccontarci chi è UNEBA e che cosa fate, insomma, ecco, e anche e soprattutto collegati al mondo degli anziani. Certo, grazie. UNEBA è l'Unione Nazionale Enti di Beneficenza e Assistenza, che raccoglie a livello nazionale quelle strutture no profit di ispirazione cristiana che assistono praticamente la, diciamo, disabilità in genere, soprattutto anziani, disabili, tossici, minori, emarginati. Nasce 50 anni fa dall'allora Cardinal Montini, che era il vescovo di Milano, con una sua intuizione, e da lì un po' alla volta è diventata la struttura di riferimento per il no profit in Italia. Ha un suo contratto di riferimento, il contratto UNEBA, grosso modo raccoglie 50.000, 60.000 dipendenti, è un sistema federale, relativamente federale, nel senso che ha delegazioni regionali e un consiglio nazionale, una struttura nazionale a Roma. Ha rapporti con i vari istituti, sia regionali, quindi la regione, i comuni, le ASL, eccetera, sia a livello nazionale. È presente ai tavoli del governo e diciamo è molto ascoltata proprio perché all'interno ci sono realtà che vivono dell'attività che svolgono e soprattutto non sono votate al profitto. Certamente operano per avere un loro equilibrio, ma non devono pagare
utili agli azionisti sostanzialmente. È un momento difficile, è una realtà molto attiva e tra l'altro per una scheda personale, io sono consigliere nazionale, vicepresidente regionale e ho una serie di compiti, forse il più importante è proprio quello di guidare la delegazione trattante del contratto nazionale. Teniamo presente che le nostre realtà ovviamente si basano fondamentalmente sulla persona, perché sono persone che danno servizi a persone. Il contratto e il rapporto è importante per loro. Grazie intanto, grazie molte, perché caspita, è veramente una organizzazione veramente importante, quindi siamo lieti insomma che tu sia con noi a darci così i tuoi consigli. Leone Carollo, io ho conosciuto Ancescao alcuni anni fa e ho scoperto veramente una bella associazione. Ci dici, ecco, io vi do del tu in maniera amichevole perché nei dialoghi non può fare altrimenti, credo. Quindi Leone, se ci racconti... Anche perché non sono ancora anziano, Ah, non dubitavo. Perché almeno le nuove teorie dicono che gli anziani cominciano dai 75 anni in poi, quindi sono lì, ma comunque non sono ancora arrivato. Ottimo, non avevamo dubbi. Bene. Ecco, allora niente, io rappresento l'Ancescao Veneto, sono presidente dell'Associazione Nazionale Ancescao Veneto, è un'associazione nazionale che è riconosciuta dal Ministero dell'Interno quale associazione come ente nazionale con finalità assistenziali. A livello nazionale questa associazione raggruppa circa 400.000 iscritti ed è presente in 19 regioni con circa 1.400, poco più di 1.400 centri suddiviso nelle province. Per quanto riguarda il Veneto, rappresento circa 20.000 iscritti su tutte le 7 province del Veneto con 63 centri, quindi al momento è una buona rappresentazione praticamente anche il Veneto. Le maggiori province che sono presenti come Ancescao, la provincia di Venezia con 21 centri, la provincia di Rovigo con 12 centri, Padova con 6 centri, Treviso con 10 centri, Belluno 6 centri, Verona 4 centri e Vicenza 4 centri, quindi diciamo 63 centri ed è una realtà molto diversa, molto estesa. Ecco, si occupa principalmente dell'aggregazione che rimane l'elemento fondamentale per non lasciare l'anziano nella propria solitudine. Quindi questi centri si occupano dell'attività e dell'aggregazione dell'attività ludica, dell'aggregazione dell'anziano, da mantenerlo attivo, tenerlo interessato sulle proprie attività e quindi naturalmente si creano anche dei soggiorni, delle cure termali, delle conferenze di salute, conferenze mediche, praticamente anche delle attività culturali, attività ludiche. Ecco, tutti questi centri fanno questo tipo di attività. Ecco. Poi magari nel discorso parleremo eventualmente più dettagliatamente. Certo, ecco. Grazie mille intanto di questa presentazione. Christian, nella locandina è psicologo e psicoterapeuta, ma responsabile per esempio anche di progetti particolari. Io conosco un progetto specifico, se ci puoi raccontare di te, ma soprattutto anche di qualche progetto, perché uno dei ragionamenti che vorremmo affrontare oggi è anche proprio poi il tema non solo dell'anziano che magari ci sta ascoltando, perché so che poi è stata fatta anche una pubblicità tra le varie persone, ma anche le famiglie, anche e soprattutto di dove c'è qualche problemino in più, insomma, e quindi dove c'è bisogno anche di un consiglio per affrontare il Covid, ma per affrontare questa estate che si sta avvicinando, insomma. Ecco, Christian.
Allora, io sono psicologo, psicoterapeuta, da 25 anni lavoro nelle case di riposo, da una decina con l'associazione con Amore Rabbia con cui collaboro in questo momento. Abbiamo il focus sul territorio, nel senso che dall'esperienza della casa di riposo era nata l'idea che era necessario intervenire il prima possibile a supporto delle famiglie nel territorio. Famiglie, no? Ascoltavo Leone che parlava della necessità di interventi ricreativi. Per noi il focus è un po' dopo, quando le famiglie sono in uno stato già di sofferenza, per cui parliamo di due grandi tematiche che sono quelle della demenza, in cui la sofferenza è sia per l'anziano ma soprattutto per i caregiver, e il tema forte che la quarantena ha esacerbato in maniera importante, che è quello della solitudine. Negli ultimi anni il tema della solitudine degli anziani sta diventando un problema di salute pubblica, nel senso che questo è una conseguenza poi in termini sanitari molto, molto importante. Stiamo portando avanti con un progetto finanziato da Cariparo e gestito dall'associazione Un Abbraccio per l'Alzheimer, un progetto in 2 comuni del Padovano, che sono Ponte San Nicolò e Sonara, che ha un titolo evocativo, che è il titolo di Sentinelle di Comunità. L'idea è quella di formare e sostenere i volontari del territorio perché si facciano prossimi agli anziani fragili e li possano in qualche modo reintrodurre dove possibile nella rete sociale e in ogni caso sostenerli a domicilio. Un altro progetto molto interessante che stiamo portando avanti è quello del caffè corretto, nessuno si senta solo, in cui sempre in un comune della provincia abbiamo intercettato circa una trentina di anziani fragili, qualcuno con demenza, con i loro familiari, ma la gran parte persone sole, vedove, isolate socialmente perché i figli erano impegnati nel lavoro, e abbiamo creato dei momenti di aggregazione, riflessione, con dei gruppi di mutuo aiuto e degli spazi psicologici che poi ci sono ritornati molto utili in questa fase, perché la rete che avevamo costruito di volontari si è fatta prossima con le telefonate in questi 4 mesi di isolamento, andando proprio a intervenire su quello che erano i bisogni di vicinanza e di relazione. La linea è quella di, come professionisti, di essere vicini agli amministratori, di essere vicini alle associazioni di volontariato, portando competenza, portando riflessione per sostenere i bisogni dei più fragili. Grazie. Ecco, io allora, hai un po' già anticipato, ma è perfetto, no? Io la prima parte del ragionamento la farei su come abbiamo affrontato, su quello che è accaduto, no? Ma proprio per fare una... E poi la seconda parte del ragionamento la guarderei in prospettiva. Quindi guardo Ernesto, no? E ti chiedo, Ernesto, è accaduto appunto che a un certo punto, adesso penso ai tuoi enti, cioè agli enti a cui voi fate riferimento, no? È accaduto un bombardamento, io lo chiamo così, qualcuno mi ha rimproverato perché continuo a parlare di questa cosa, però bisogna dire che è accaduto un fatto, cioè un giorno ci siamo svegliati e come se qualcuno ci avesse, fosse cominciata una guerra, che per fortuna insomma ne stiamo uscendo, però quel giorno che cosa accade nei nostri enti e che come è stato affrontato, poi sappiamo che da qualche parte veramente la cosa è stata pesante e soprattutto la grande sofferenza di chi era a casa, perché bene, no? È come quello che accade quando sei protagonista, sei dentro, poi c'è qualcun altro che è spettatore delle tue vicende e in questo caso uno spettatore che è tuo figlio, che è il tuo congiunto, che non può relazionarsi con te, quindi questa cosa ha assunto una proporzione enorme e ci sono anche dei dipendenti, ci sono dei collaboratori all'interno, no? Altra storia, altre famiglie preoccupate perché c'è un contatto, quindi veramente no, cosa è accaduto? E mi fermerei, poi un secondo giro poi lo faremo su invece dove stiamo andando e che cosa state facendo e cosa possiamo fare, insomma. Sei in silenzioso. Ah, ok, scusa, perfetto, a posto, adesso ti sentiamo. Dicevo che il tema è molto grosso. Diciamo subito che gli enti che sono presenti nelle varie regioni sono mossi in maniera un po' diversificata. Perché questo? Come è successo in altri ambiti, quello che è capitato è uno tsunami che nessuno conosceva e ancora forse non si conosce bene, e quindi l'approccio è stato un approccio un po' diversificato, almeno all'inizio.
noi abbiamo tenuto sotto controllo, ci siamo collegati costantemente con tutti i nostri enti associati e ognuno era sottoposto da un lato a questa strana situazione, a questo strano avvenimento, e dall'altro a dover seguire tutti i decreti, le norme che venivano via via emanate e che inizialmente non erano state rivolte essenzialmente o sostanzialmente alle residenze. Parlo ora di RSA, residenze assistite, ma soprattutto al versante sanitario. Tant'è che le stesse disposizioni di aiuto, di sostegno, di invio di DP, eccetera, parlavano sempre dell'ambito sanitario. Questo termine era estremamente restrittivo. Sto andando su aspetti tecnici per capire come hanno vissuto i nostri enti questa realtà. Questi termini restringevano il campo all'area ospedaliera sostanzialmente. Le RSA all'inizio ne erano escluse. Pensiamo solo ai finanziamenti, agli aiuti, all'invio di DP, eccetera, sempre settore sanitario. Ci siamo mossi immediatamente e a quel punto, se qualcuno ha avuto modo di leggere i vari decreti che venivano emanati, è stato ampliato al settore sociosanitario. Teniamo presente che i nostri enti operano nell'ambito sociosanitario, cioè non sono ospedali, ma hanno quella caratteristica ormai ovunque di essere elementi del territorio, nel territorio, che fanno da ponte tra il domicilio, la casa, su cui vogliamo poi, potremo anche tornare dopo, la casa e eventualmente i plessi ospedalieri. Sono stati invasi da questo. Quindi un primo problema era come riuscire ad aggiornarsi alle norme che via via venivano emanate dall'area centrale, quindi dal governo, e poi via via dalle regioni, che sappiamo essere autonome in questo ambito. Allora, la Lombardia ovviamente è la più colpita, il Veneto di conserva e via via, poi un po' alla volta tutti si sono allineati e hanno cominciato ad assestarsi. C'è chi è partito subito. Faccio un esempio per tutti. Io sono stato direttore generale, amministratore delegato fino a qualche mese fa dell'Opera Immacolata Concezione, e già il 26 febbraio la struttura ha attuato il lockdown. Praticamente non si poteva più entrare. Addirittura chi aveva un rapporto con il familiare doveva star fuori dal cancello anche per passare lavanderia, beni, eccetera. Quindi lì si è mosso subito. Tant'è che, se avete notato nei giornali, non è molto nominata. Altri hanno avuto problematiche diverse perché, non conoscendo questa, hanno mantenuto una certa interrelazione. Questo è il fatto fondamentale. Certo è che anche i familiari si sono trovati in difficoltà. Perché? Perché, non sapendo bene cosa stava succedendo, si sono trovati bloccati nella possibilità di andare a trovare i loro cari. Ecco allora, e qui il psicologo potrà aiutarsi, ecco che si è creato una specie di timore da un lato. Che cosa sta succedendo? Non capisco, perché non mi fanno entrare? E dall'altro frustrazione, ma come? Se andavo a trovarlo e adesso mi trovo... E terzo, non avendo notizie di riferimento, perché praticamente non telefoni, perché dovevano muoversi in maniera diversa, c'era anche il timore che qualche cosa non funzionasse. Questa cosa ha dato origine adesso, ma ci arriveremo, a quelle che sono le azioni che certi familiari stanno facendo nei confronti dell'RSA, e questo è un tema che magari potremo affrontare successivamente. Perfetto, guarda, grazie. Cristian, c'è questo tema delle famiglie, no? E qui come è stata vissuta sia per chi aveva il congiunto in casa di riposo, ma anche cosa è accaduto nelle nostre famiglie, quello che ci raccontavi, no? E queste, alla fine, ma addirittura mi aggiungerei quelle sentinelle che andavano per casa, no? A noi amministratori sono arrivati per chiederci, adesso che noi non possiamo andare, come possiamo? Qualcuno si è sentito abbandonato, è vero la telefonata, però c'era questa cosa. Quindi quale percezione, cosa è accaduto, insomma, anche dal punto di vista delle famiglie, come diceva Ernesto correttamente? Guarda, ti porto quattro spaccati su 4 realtà diverse. Uno è legato alle istituzioni, che Ernesto conosce benissimo. L'anziano
la parte più fragile è quello in casa di riposo. Qualcuno non si è forse nemmeno reso conto di quello che stava succedendo, perché la gravità di certe situazioni. Qualche altro inizialmente aveva delle perplessità, ma ho visto una grande dignità. L'anziano che ne ha passate tante nella sua vita, ha avuto tanti lutti, io l'ho trovato in grado di affrontare con dignità, sebbene accompagnato e sostenuto dai professionisti, questa situazione. I familiari nella fase iniziale non ci stavano, cercavano di forzare i blocchi, però in realtà i blocchi sono quelli che hanno salvato la vita dei loro cari. Nel momento in cui l'hanno capito, e gli sono state date risposte nella mia struttura attraverso i tablet, le telefonate concordate, mi ha dato il senso che ci siano riusciti a starci dentro. Poi i casi, Ernesto, lo sappiamo, ci sono quelli che anche se non c'è niente trovano qualcosa che non ci sia per le loro storie, per i loro vissuti, ma in ogni caso lo sappiamo che esistono anche così. Certo. Commovente in questi giorni l'incontro tra l'anziano e il familiare dopo 4 mesi. Io assisto in diretta tutti i giorni a questa realtà ed è a volte è straziante perché l'anziano non li riconosce perché sono passati 4 mesi, a volte è dolce perché arrivano col fiore, arrivano col dolce, arrivano con le caramelle. È bello, si vede che i legami erano lì che aspettavano solo di essere riallacciati. Passo al versante familiare. Chi ha sofferto maggiormente a casa sono stati i caregiver di persone non autosufficienti, che sia con demenza o che sia per problematiche fisiche, sono stati i soli tra i soli. Le persone con demenza sono quelle che ne hanno pagato le conseguenze, perché poi c'è una struttura assistenziale molto forte nel territorio, i centri sollievo, i caffè Alzheimer, il volontariato, ma tutto questo è venuto meno. E avere a casa una persona con demenza che non capisce, glielo puoi spiegare ma non lo accetta, ha bisogno di uscire e non può uscire, e i caregiver sono anche e soprattutto anziani, i coniugi. Certo. Lì il peso è stato enorme e purtroppo anche il peggioramento cognitivo delle persone che comunque intercettiamo con i sollievi è stato evidente. Loro hanno pagato un prezzo molto, molto alto. Certo. L'altro pezzo lo hanno pagato gli anziani che avevano la loro quotidianità, e qui poi Leone ci spiegherà, no? Il valore importante di tutta la ricreatività che c'è nel territorio, questo dalla sera alla mattina, per persone che si costruiscono il loro modello, la loro gestione quotidiana è venuta meno. Sì. Spesso non avevano la possibilità di avere i contatti con i figli e lì è stata dura, c'è stato un senso di insicurezza. Tu lo chiami bombardamento, a me dà il senso un po', no? Parlavano di Pippo che può sempre arrivare, i nostri nonni che vivessero con quella tensione, che qualcosa di brutto potesse succedere. Il volontariato ha dato una risposta. Il volontariato è stato l'amico che si è fatto prossimo, mi piace usare questo termine, visto che insomma siamo anche in un ambiente in cui possiamo condividere anche dei valori cattolici, si è fatto prossimo con una rete che, essendo stata creata in precedenza dalle amministrazioni comunali, dalle associazioni, era pronta. Sia a Ponte San Nicolò che a Saonara c'è una rete di volontariato fortissima e questa è stata pronta perché già conosceva le persone conoscevano i volontari e gli hanno aperto degli spazi di ascolto e degli spazi di relazione. Cosa è emerso da questi spazi? La paura che qualcosa potesse succedere, questo sì, ma soprattutto il vuoto, la mancanza, il pieno di tutte le attività, di tutte le relazioni che c'erano nel territorio, che davano senso alle loro vite fino a quel momento, in quel momento sono venute meno. Certo. Ed è proprio qui, no, perfetto, perché hai proprio lanciato, credo, Leone, no? Cioè, c'era l'anziano anche attivo, quello che la sua vita non aveva bisogno di nessuno, e a un certo punto penso proprio ai centri, cioè solo Ponte San Nicolò, adesso penso qui, ma abbiamo sentito veramente, i numeri li sappiamo dell'anziano attivo che a un certo punto si ritrova
chiuse tutte le porte, anzi state a casa, ci pensiamo noi. A tal proposito mi aggiungo a Christian dicendo anche un grazie a tutti questi volontari, ma non solo quelli citati adesso, ma penso agli alpini che portavano a casa la spesa a domicilio, penso alle protezioni civili, penso veramente a una comunità piccola, nel senso magari comunale, ma una comunità, io penso, no? Una società che ne possiamo dire sempre di male, ma occorre guardare anche gli aspetti positivi, altrimenti ci raccontiamo sempre le cose brutte, sono quelle che fanno notizia, quelle belle non arrivano e ce le raccontiamo. E approfittiamo in questo dialogo per raccontarci anche le cose belle. Ecco, Leone, cosa accade nei nostri centri? Cosa è accaduto nei nostri centri? Allora, cosa è accaduto nei nostri centri? 63 centri, 63 centri chiusi ai primi di marzo. Che cosa ha significato questo? Ha significato che tutti i programmi, perché ogni centro naturalmente lavora con delle programmazioni di attività, di varie attività, e all'interno di queste attività vari gruppi di anziani e non anziani, anche perché non è l'attività principale è rivolta verso l'anziano, l'attenzione principale, ma possono far parte anche giovani alle nostre associazioni, quindi c'è anche un riciclo, un certo anche atteggiamento verso i giovani, e ci sono tanti giovani che partecipano anche a queste attività sia ludiche anche di aggregazione. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire avere interrotto completamente un'attività programmata da tempo. Faccio degli esempi. In alcuni centri 2 pomeriggi alla settimana venivano organizzati, si andava a prendere gli anziani magari anche con difficoltà, i primi inizi di Alzheimer, diciamolo, e li si portavano al centro e si faceva attività un po' ludica, gioco della tombola, si faceva un po' di assistenza. Ecco, era anche un momento per sollevare la famiglia perché alle volte la famiglia era sempre costretta ad avere l'anziano a casa perché la struttura non te lo prendeva, non prendeva l'anziano perché non era ancora in fase critica, e quindi ecco che il centro si sostituiva anche a questo tipo di attività. E poi tutte quante le altre attività, perché anche gli anziani fanno delle attività, ad esempio anche per quanto riguarda i giovani, trasferivano ai giovani l'arte del ricamo, qualcuno l'arte della pittura, e quindi era tutto quanto. Anche gli anziani si sentivano partecipi, e quindi naturalmente la chiusura di questi centri ha bloccato completamente l'attività di un centro. Ci troviamo veramente, come si può dire, in una fase di squilibrio completo, perché non sappiamo come adesso riprendere. Qualche centro ha cominciato a riprendere, ma con queste normative un po' restrittive, bisogna stare distanti 2 metri, non si possono, eccetera, e quindi di conseguenza ecco che poi c'è anche questo problema, che anche i figli a riprendere l'attività anche del centro cercano di tenere indietro il papà, la mamma, eccetera, perché hanno paura che, e quindi anche con l'apertura, con la nuova apertura, troviamo difficoltà di avere anche certo. L'anziano stesso ha timore. L'anziano stesso spesso ha timore. L'anziano stesso ha timore, senz'altro. Già l'anziano stesso, pensate che noi nel Veneto, ad esempio, sono stati organizzati soggiorni per gli anziani, oltre 500 anziani erano in programma nel mese di giugno, soggiorni climatici marini. Perché voi sapete che al momento anche le amministrazioni comunali o le ASL hanno demandato alle associazioni anche questo tipo di attività, e quindi i nostri centri si attivano anche per fare aggregazione e portare gli anziani a questi soggiorni.
500 persone che hanno prenotato tutta l'attività, quindi poi si fa socialità anche nei soggiorni, nelle cure termali e così via, e abbiamo dovuto sospendere completamente tutto. Certo. E interromperei perché poi ti faccio domande per cosa invece ci si aspetta. E concluderei questa prima mezz'ora di ieri collegata a quello che è accaduto, appunto l'ho già postato 2 volte ma non volevo interrompervi, no? Diversi anziani hanno più patologie, Cristian. Quali suggerimenti per l'anziano che è rimasto in casa per 120 giorni, spesso con la paura di non farcela, di non sopravvivere, che è molto legato a quello che ha appena detto Leone, no? Perché sì, apriamo tutti i limiti, ma alla fine chi è che ha paura? Ha paura il familiare, ha paura l'anziano stesso, perché vado, gioco a carte, le carte sono veicolo di trasmissione, le bocce sì, le carte no. E poi anticipo già e chiedo a Ernesto, no? Voi fate parte dei tavoli di governo e pertanto forse siete stati anche utili nei ragionamenti delle linee guida, tanto per gli istituti quanto probabilmente anche per l'anziano attivo, e quindi ecco già anticipo. E Cristian, a cosa rispondere a questi anziani, a queste famiglie, a questa paura anche della ripresa? Quindi cominciamo già a guardare la seconda parte del nostro dialogo. Pietro, come sempre, pone questioni che allargano le riflessioni. Parto da una constatazione che mi ha fatto un po' specie, forse anche banale. Lunedì sera per la prima volta sono uscito a bere uno spritz con un amico. Dopo mesi in cui anche un po' per scelta mia ho evitato qualsiasi lavorando in una casa di riposo, sono uscito e mi è sembrato che il mondo fosse tornato alla normalità. Le persone bevevano, l'unico con la mascherina del cameriere, le distanze non creavano particolari problemi. Mattina successivo sono tornato al lavoro, lavorando in una casa di riposo eravamo blindati. Qui si parla di anziani che hanno paura e sono a casa. Allora, la prima parola che mi viene e che abbiamo come compito e responsabilità di amministratori, ma chiunque, è portare speranza. Perché chi è a casa ed è spaventato ha bisogno che qualcuno trovi parole di speranza. Prima cosa. Pietro però queste parole di speranza non gli bastano, vuole risposte concrete. Allora, risposte concrete passano, cosa c'è sotto a quella paura? C'è un bisogno, che è il bisogno in primis di relazione. C'è bisogno di vicinanza. Allora, la vicinanza per telefono ha esaurito la sua forza propulsiva. Non è più sufficiente andare a sentirli per telefono, come ai miei nonni non bastava più vedere il familiare in video. C'è bisogno di carne, c'è bisogno di concretezza. Allora, le strade che in qualche modo mi viene da lanciare sono di 2 tipi. Avendo una struttura di volontariato molto forte, le risposte possono essere per me 2 tipi. 1, ci attrezziamo per andare a casa e lo facciamo in una modalità che possa essere alternativa. Non ti vengo a trovare, ma ti vengo a trovare per metterti in connessione attraverso i tablet e gli smartphone con altri anziani con cui prima socializzavi magari in centri. Prima strada potrebbe essere quella, in cui si potrebbero coinvolgere anche i giovani. Seconda strada, e guardo Leone, potrebbe essere quella di ridurre i gruppi, per cui aumentare uno sforzo in termini organizzativi e gestionali, ma ridurre il numero degli utenti che partecipano ai servizi. Mi viene rispetto a questo uno spunto prettamente da psicologo, permettendo prima magari un momento di rielaborazione di quello che è stato il vissuto di questi mesi. Perché la speranza passa per la rielaborazione di tutti i lutti, di tutte le difficoltà che loro in questo tempo hanno vissuto. Questo gli permette di andare oltre. Mi sembra così in velocità una risposta per Pietro. Parlavi di speranza, mi piace questo commento. Io residente in un'altra regione, dice Barbara, la mamma sola a casa, mi sono sentita meno sola grazie alla protezione civile che le ha recapitato la spesa a casa, no? Bello, bellissimo, adesso a me fa tenerezza perché un figlio preoccupato però sa che solo con la spesa a casa sa che qualcuno ed è la bellezza ed è la speranza che comunque c'è stata trasmessa anche nei momenti più faticosi. Ernesto, ti avevo così anticipato, no? Quello che volevo capire. Voi avete fatto parte di questi tavoli di governo e quindi tanto per le strutture quanto per i centri dell'anziano attivo,
quali indicazioni avete suggerito e quindi quali saranno messe in pratica o sono già state messe in pratica per affrontare la prossima estate? Io credo che per rispondere a questa domanda e agli interventi che sono stati fatti occorra fare una distinzione fondamentale. Un conto è parlare del longevo, attivo, o quantomeno che è autonomo, ha una sua capacità di movimento, una sua capacità di relazione, e un conto è parlare dell'anziano che non è autonomo, o parziale o totalmente non è autonomo. Sono due realtà completamente diverse. Gli interventi che ho visto nel chat sostanzialmente si riferiscono a situazioni di non autosufficienza o parziale autosufficienza. Questo è un tema che va trattato in un certo modo. Invece il longevo, l'anziano, l'over che ha una sua capacità, una sua azione, è un altro tema. Sono due cose che dobbiamo tenere distinto. Allora, per quanto riguarda la non autosufficienza, il tema si amplia. Noi abbiamo dato indicazioni e addirittura abbiamo inserito anche nel contratto un istituto nuovo che è quello dell'assistenza domiciliare. Prima ho visto una scritta, l'anziano non autosufficiente che è pluripatologico. Che cosa è importante fare? È importante creare una filiera dal domicilio alla residenza, una filiera che segua, si avvicina alla persona anziana nei suoi passaggi della vita. Quando comincia a essere parziale, non riesce a camminare molto, ma vuole stare a casa ed è bene che stia a casa, è bene che si crei un collegamento, magari col territorio, dove ci sono centri, ecco Leone che entra in azione, dove ci sono anche dei volontari che possono collegarsi e dove addirittura le residenze diventano dei centri che irradiano sul territorio dei servizi. L'assistenza domiciliare è qualcosa che è diversa dall'ADI, eccetera, e qui c'è un altro tema importante che proprio in questa pandemia è scoppiato in maniera proprio virulente e positiva, e cioè l'informatizzazione. Il tema dell'informatizzazione è un tema centrale e qui c'è un problema. C'è il problema che gli over generalmente non sono nativi digitali, per cui prenotare un prelievo con la tablet, dover fare, prenotare, andare in banca, ma bisogna prenotarlo perché non si può. Bisogna sapere adoperare questi strumenti. Quanti sanno adoperare questi strumenti? E quindi, ed entra Cristian, psicologicamente mi trovo in difficoltà anche di agire nei confronti di questo. Qui mi viene in mente che i giovani potrebbero entrare come dei mediatori informatici che stanno vicino agli anziani, che sicuramente possono permettere. Cambia completamente la dinamica, l'anziano non è più quello che trasmette informazioni o esperienza, diventa il contrario, Cristian lo sa perfettamente. Un conto invece è l'anziano autosufficiente. E qui mi piace parlare dei... Scusa, ti interrompo solo, tanto tu non perdi il filo perché sei bravo, ma bella l'idea anche di chi ci ha mandato questo commento che si collega a quello che dicevi. Durante questo periodo la tecnologia è stata utile a chi l'ha ben applicata, è stato d'aiuto. Sono riuscito a fare alcune videochiamate tra mio nonno di 96 anni e mia nonna di 92, che è stata, guardate che questo è cioè, ti viene le lacrime, no? E in ospedale qualche giorno. È stata una scena tenera perché entrambi inizialmente non capivano cosa stesse succedendo. Poi quando hanno capito il meccanismo non riuscivo più a staccarli. Ed se ti interrompo, raccontava uno spaccato di quello che tu hai appena detto, e quindi è un grazie. Faccio solo un appunto. Allora, una delle prime trasmissioni informatiche che abbiamo fatto all'OIC è stata con una signora di 92 anni che ha parlato con suo figlio in Norvegia e lo vedeva via video. È stata una cosa eccezionale perché devi toccarlo sul perché non è. Allora, completo la parte legata all'autosufficienza. Nell'autosufficienza l'importantissimo è, come ha detto giustamente Cristian, la ricchezza che queste persone hanno, che è una ricchezza inestimabile, che è il tempo. Hanno il tempo. Bene, questo tempo va vissuto attraverso la crescita delle relazioni, come giustamente diceva Cristian. Allora bisogna coltivarle queste relazioni, da un lato. Dall'altro lato, quello che è importante, e qui Leone certamente lo fa nei suoi centri e Cristian certamente, è quello di assecondare le passioni, fare emergere le passioni in queste persone. Certamente è importante giocare, è importante il gioco delle carte, eccetera, che assume
un'importanza per il contatto diretto, ma quello che è fondamentale è far capire a queste persone che sono utilissime per gli altri e che è importante che operino per gli altri. Ecco allora l'idea del civil servant, persone che sono civilmente, aiutano civilmente, sono dei servitori civili, e non penso al solito che è degno del nonno vigile, ma pensate al discorso delle sentinelle che si sentiva prima, pensate a persone di questo tipo che diventano relazioni, si collegano con quelli che non possono muoversi, cioè diventano dei collettori importantissimi. Per quanto riguarda l'informatica, è chiaro che se io ho un collegamento informatico da casa con la residenza o con altre realtà come quelle di Leone o con Cristian, io mi sento in mezzo alle persone. La relazione ormai, visto che il mondo è cambiato, non si fa più solo ed esclusivamente col contatto diretto, ma si fa anche attraverso questi meccanismi, e a quel punto i giovani diventano un elemento fondamentale, il volontariato diventa un elemento fondamentale, e qui cito l'amministrazione comunale che sicuramente ha un compito di governo, di impostazione e anche di attivazione perché questo possa avvenire. Poi sull'aspetto immobiliare, che è tutto da discutere perché dovrà cambiare anche questo, e sotto l'aspetto anche delle impostazioni che abbiamo dato ai nostri enti, credo che velocemente si possa dire sono state date delle linee molto rigide inizialmente, perché abbiamo detto, signori, non conoscendo è meglio essere molto 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 prudenti. Un po' alla volta queste linee sono state allargate, e però devo dire una cosa e chiudo. Se voi notate, c'è la possibilità di non avere la mascherina quando si è fuori, si cammina, no? Mentre quando si entra in locale. Bene, se voi guardate, le persone continuano a tenere la mascherina. Normalmente continuano a tenere la mascherina anche per la strada. Cioè c'è un brivio lento nel ritornare a questo, e questa è la paura che hanno le persone e anche le strutture. Su questo bisognerà lavorare ancora. Certo. E Leone, a proposito di quello che diceva Ernesto, credo che ci siano tantissimi spunti e alcune domande che arrivano, no, dai sindaci, dai presidenti, che poi sono responsabili entrambi, ma dagli stessi tuoi soci, no? Allora, questi centri che dicevi anche prima, no? Nella riapertura lenta. Mi è fatto piacere che Ernesto appunto abbia messo anche il discorso dei servizi anche all'interno di questi centri. Praticamente, come centri noi già abbiamo da qualche anno acquistato dei computer portatili e facciamo dei corsi di computer itineranti nei vari centri, quindi rimangono in sede di ogni centro per 2 o 3 mesi e possono partecipare a fare tutti gli anziani che ne richiedono, e pertanto facciamo anche questo tipo di attività e sono molti richiesti questi computer. Abbiamo fatto corsi per tablet, con una ventina di tablet, corsi per l'uso dei cellulari, con tutto quello che è la comunicazione, sulla nuova comunicazione. Quindi poi anche all'interno dei centri diamo anche questi tipi di servizi che chiedevano anche per la prenotazione eventuale di qualche visita medica, possono venire al centro e con il computer si può fare qualche prenotazione di visita medica. Addirittura qualcuno viene anche per richiedere naturalmente con tutta quanta la privacy, con l'autorizzazione della privacy, eccetera, a chiedere anche di stampare gli esami medici senza, ecco. Poi naturalmente per quanto riguarda anche altro il tempo, naturalmente tutte queste attività sono servizi che diamo perché non si fa solamente all'aggregazione, ma oltre all'aggregazione si cerca di dare anche servizi. Ad esempio, in tantissimi centri si dà la possibilità all'anziano di fare anche la denuncia dei redditi. È un modo appunto per portare
portare l'anziano al centro, ha un'agevolazione fiscale, ha la possibilità di accedere con facilità, perché appunto, e addirittura anche con le amministrazioni comunali si fanno anche delle convenzioni, per quanto riguarda anche le assistenze nei scuola bus. L'anziano sale nel scuola bus e fa assistenza ai bambini delle scuole primarie, in modo da tenerlo attivo e anche di partecipare all'attività dell'amministrazione comunale. Ecco. Tutto questo toglie proprio quello che diceva Cristian, toglie la paura, toglie la solitudine, toglie l'angoscia e restituisce quella socialità che è indispensabile proprio per, insomma, credo per vincere questo momento in generale, ma per vincere in particolare questo momento. Posso, Enrico, scusa, proprio inserirmi un attimo su quello che ha detto Leone, posso un attimo solo? Quando parliamo di informatica, certamente quello che ha detto è determinante, perché maneggiare questi strumenti, ma pensiamo al grande tema della domotica, cioè prima c'era un intervento in chat che dice mio papà, adesso non mi ricordo, pluripatologico, le medicine eccetera. Pensate alla domotica, pensate allora che questa casa ha il frigorifero che dialoga con il figlio attraverso queste impostazioni e il papà si è dimenticato di fare la spesa, il figlio glielo dice, lo dice lui, lo dice il figlio. Pensate a come fare in modo da ricordare i farmaci che deve prendere attraverso un sistema domotico, per cui gli suona il campanello, gli dice il figlio. Pensate a chi è un po' disorientato e vuole uscire, ma il figlio ha paura. Ci sono dei sistemi che delimitano in maniera virtuale lo spazio, per cui può andare fino all'edicolo, al panificio, ma non oltre, perché il figlio ha nel suo telefono l'allarme che nel caso in cui esca al di là di questi limiti c'è qualcuno che interviene. Cioè c'è un sistema di domotica, non pensiamo poi al fatto che può essere da lì chiamato il papà e spiegato cosa deve fare, oppure gli allarmi, cioè è tutta un'impostazione. La informatica domotizzata, che è una cosa che sembra stratosferica, se applicata alla vita di tutti i giorni, permette di essere più liberi le persone che sono un po' così parzialmente auto, di essere tranquilli e sereni i figli perché hanno necessità di serenità e di tranquillità psicologica e al tempo stesso permettono a coloro che vogliono ancora vivere a casa e relazionarsi di farlo con tranquillità. Ecco come queste cose si possono collegare ed è fattibile. Sì, infatti io approfitto del tuo suggerimento, aggiungo qui un post-it, poi lo faremo meglio, domotica, no? Cioè la domotica a servizio delle comunità, perché è vero, ci sono veramente delle bellissime buone prassi, credo, solo da copiare. Approfitto e mi ritorno un attimo indietro, perché questa domotica veramente aprirebbe un ventaglio straordinario di opportunità. E Cristian, e quindi si collega a Leone, Katia ci chiede, no? Ci dice: i centri, punto di riferimento per gli anziani, danno anche sicurezza. E questo è il grande grazie a Ancescao e a tutti gli altri centri che quotidianamente fanno questo servizio. Ora, vedendo che non riaprono, che fanno fatica a riaprire o che le faranno con tutti i limiti del caso, deduco che permane il pericolo e il rischio è che rimangano chiusi in casa con le conseguenze che ne potrebbero derivare. Cosa possiamo fare per rassicurarli? Cioè, cosa possiamo fare? Famiglia, sentinella, amministrazione comunale, il parroco, no? Cosa si può fare per rassicurare chi ha paura o non se la sente, o perché il centro ancora non se la sente, il centro stesso, di riaprire? Dal mio punto di vista accolgo questo. Ci sta che abbiano paura. È naturale, è umano e ce ne sono tanti che hanno paura. E capisco Pietro piuttosto che Leone, che rappresenta un sacco di persone che, conoscendo il bisogno che sta sotto, vogliono spingere per poter aprire i centri, però nella realtà non sappiamo fino in fondo quale sia la realtà che abbiamo intorno a noi ed è giusto usare una sana precauzione, una sana protezione. D'altro canto torno a ribadire e introduco altre due parole, mi piace andare per slogan.
creatività e coraggio. Dobbiamo inventare delle soluzioni nuove per comunque sfondare le barriere dell'isolamento e della paura. Creare delle strategie, io prima ne ho lanciate 2 perché sono quelle che fino a questo momento sono riuscito a mettere in atto, ma insomma, come a livello nazionale ci sono gli stati generali, credo che anche noi che ci occupiamo di anziani abbiamo bisogno di mettere insieme un brainstorming per trovare delle soluzioni. Se l'anziano ha paura di uscire non si può portarlo fuori, ma dobbiamo necessariamente andare lì o portare fuori il suo viso, le sue parole ad altre persone. Questo credo che Ernesto l'abbia sottolineato, passa attraverso, e Leone lo facciano tutti i giorni, passa attraverso l'informatica. Non vedo un'altra strada se non quella di creare attraverso una rete di strumenti informatici le connessioni che oggi le persone fanno fatica a ricreare, perché la paura c'è, esiste, gli anziani ce l'hanno questa. Guarda, posso, Enrico, una cosa veloce, porta un fiore a un tuo amico. Allora, se attraverso l'informatica, l'informatizzazione, chiediamo a qualche rivenditore di fiori che porti un fiore a una persona anziana che ha un timore di uscire e gli diciamo questo fiore portalo tu a un altro tuo amico, siete voi due, potete stare tranquillamente con le mascherine, non è un problema, si mettono in moto, tu una serie va a camminare perché è vicino, si mette in mano una cosa che gli porta, cose semplicissime, entra in una casa, gli porta il fiore, comincia una relazione pur nel rispetto dei limiti derivanti da questa pandemia. Piccole cose, ma che hanno un significato importante quando c'è un vuoto derivante da 3-4 mesi di assoluta assenza. Questo per esempio è un caso. Leone, quindi un progetto di Ancescao può essere porta un fiore ad un amico? Certamente, ma noi già appunto abbiamo attivato tante altre attività e naturalmente anche quello purtroppo che adesso è un po' desueto, ma comunque anche il chiamarli al telefono l'abbiamo sempre fatto e quindi purtroppo non è che sia possibile tutti quanti mettersi in comunicazione Skype, con qualcuno l'abbiamo fatto. Cioè, noi stessi dell'associazione ci siamo trovati naturalmente perché la parte amministrativa, burocratica continua come attività dell'associazione, anche se i centri sono chiusi e pertanto abbiamo dovuto attrezzarci anche a metterci in comunicazione di Skype e con questi mezzi anche per fare le nostre attività di direttivi ecco. Che devono continuare anche perché noi siamo purtroppo c'è questa nuova normativa del decreto legislativo 117 che ci impone a determinate modifiche dei nostri statuti e devono essere fatti effettivamente entro il 30 e il 31 di ottobre di quest'anno. Quindi già con la pandemia, la chiusura, questo 117, cioè la revisione degli statuti doveva essere fatta entro il 30 giugno di quest'anno e è stata posticipata il 31/12. E naturalmente cambia tantissimo perché il 117 ha eliminato completamente la 383, la legge 383 delle associazioni di promozione sociale precedenti, la 266 del 91 delle organizzazioni di volontariato e anche la 460 del 2000 che è relativo alle ONLUS. C'è una revisione insomma che dovrebbe portare a dei benefici. Troviamo veramente una rivoluzione sul volontariato, nel vero senso della parola. E pertanto siamo in questa fase, siamo un po', non dico bloccati, ma dobbiamo correre e pertanto ci stiamo lavorando anche con questi mezzi perché dobbiamo essere pronti all'appuntamento dei termini che ci ha imposto la legge. E speriamo ovviamente in deroga, insomma stiamo derogando un po' dappertutto e speriamo anche in questo. Mi arriva una domanda più specifica, volevo chiedere a Enrico se a Ponte San Nicolò nascerà una residenza per anziani e quando.
Ecco, corretta, quindi accolgo volentieri questa comunicazione. Sì, noi abbiamo previsto da anni questa sede, abbiamo ottenuto dall'URSS la possibilità di 120 posti, abbiamo fatto la gara, una manifestazione di interesse, c'è già chi ha partecipato, c'è già l'assegnatario, c'è anche un territorio che è stato individuato, e quindi in questo momento siamo nella fase nei passaggi urbanistici, e una volta appunto concluso l'iter urbanistico siamo nella fase poi della progettazione. Ecco, io approfitto questi ultimi minuti perché chi sapeva, insomma, è girata un po' come gira queste dirette, e una nostra amica della comunità di Sant'Egidio, mi spiace che non sia stato un collegamento, non siamo riusciti a metterci in contatto per orari sfalsati, ma mi premeva insomma che facessimo un po' di promozione a un appello di comunità Sant'Egidio che a questo titolo: senza anziani non c'è futuro, appello per riumanizzare le nostre società, no a una sanità selettiva. Si riferisce da una preoccupazione della comunità di Sant'Egidio sul futuro delle nostre società. Nasce questo appello, tradotto in diverse lingue e diffuso a livello internazionale, in quanto, cosa che abbiamo sentito, no? E nella pandemia gli anziani sono in pericolo in molti paesi europei come altrove. In numerosi paesi, di fronte alle esigenze della cura, sta emergendo un modello pericoloso che privilegia una sanità selettiva. Rassegnarsi a tale esito è umanamente e giuridicamente inaccettabile, poi si apre tutta una discussione. Ecco, effettivamente qui, Ernesto, questa cosa ci ha un po' turbato, devo dire. Sì. No? Cioè, abbiamo sentito queste notizie che in virtù dell'età si sceglieva, e non era mai accaduto, credo, no? Dopo, forse la guerra, non lo so, non c'ero, ma anche lì. Questa chiamata alle armi della comunità Sant'Egidio apre un tema delicatissimo e molto più ampio, quello cioè della contrapposizione, che tutto sommato non era mai avvenuta, tra giovani e anziani. Cioè, in maniera sottile, in maniera sottesa o in maniera evidente, gli anziani consumano troppe medicine, gli anziani consumano troppe risorse perché sono più vecchi e quindi hanno bisogno di assistenza. Gli anziani hanno già la pensione, quindi mentre i giovani sono senza lavoro, eccetera. Queste contrapposizioni che tutto sommato uno legge e dice ma sì, sotto sotto potrebbero alimentare un conflitto generazionale. Anche questo tema, ma a un certo punto devo scegliere tra il giovane e l'anziano, io non entro perché non credo che un medico, spero che un medico, parlo del medico, forse gli amministratori è diverso, ma un medico spero che non faccia di questo tipo di... anche se ci sono nazioni, non le cito, che oltre una certa età cominciano a ridurre anche l'utilizzo dei farmaci. Ma è pericolosissimo, è come fare un forellino a una diga, alla diga della collaborazione tra generazioni. Io comincio con ridurre i farmaci, faccio un foro sulla diga, la diga si crepa perché a un certo punto posso dire che dopo i 75 è meglio che uno si arrangi, posso dire che dobbiamo ridurre le pensioni perché tanto mangiano poco, dormono poco, eccetera. È un tema enorme. Bisogna assolutamente rompere questo concetto di conflitto tra generazioni. Ma questi hanno il TFR e noi non lo abbiamo. Provate a leggere con un filo conduttore gli articoli che sono scritti sui TFR, sul lavoro, eccetera, e sembra proprio che questi anziani siano coloro che consumano e non aiutano. Se facciamo un altro ragionamento, invece, vediamo che diventano dei tutor, diventano anche questa storia della memoria storica è relativo, nel senso, l'anziano cosa fa? L'anziano, essendo libero da preoccupazioni, legge la realtà, normalmente parlo in generale, legge la realtà in maniera disincantata. Uno che è sottoposto al lavoro, uno che sta facendo carriera, eccetera, è molto preso dall'attività puntuale. L'anziano longevo ha la possibilità di leggere in maniera più asettica, più dall'alto, e quindi può anche essere vicino a coloro che stanno facendo scelte di vita perché magari ha già fatte e perché magari sta, come dire, leggendo la realtà in maniera diversa. Qual è adesso il tema? E qui bisognerebbe aprire un altro collegamento di questo tipo.
come il longevo riuscirà e riesce a leggere il futuro che viene, perché il futuro che viene è completamente nuovo, completamente diverso da prima. Faccio un solo esempio per tutti. Se io non so come avvitare una vite, cosa facevo? Magari andavo da mio padre e me lo spiegava. Tu adesso vai in internet e ti dice fra poco anche come mettere il cacciavite. Sembrerebbe addirittura che anche sul tema della trasmissione dei saperi l'anziano non serva. In realtà il futuro che abbiamo ha bisogno di una lettura dei segni dei tempi e il longevo ha questa capacità, ha questa possibilità. Beh, grazie di questa, a parte che la moglie dice sempre che tu guardi tutti i tutorial, ma comunque poi il cacciavite non lo sai usare. Anche per tirare. Battute a parte, no, ringrazio per questo. E devo così una mia esperienza di amministrazione, insomma, di sindaco, io devo dirvi che questi anni dagli anziani, io li ho vissuti veramente come la radice della nostra comunità. La nostra comunità è questo albero, bene, loro erano la radice che ci siano sempre tenuti saldi, no? Che ci tengono, che ci alimentano, ma questo non voglio fare poesia, non voglio fare, è una percezione, cioè noi siamo sballottati dal vento, siamo sballottati dalle preoccupazioni, c'è qualcuno che invece ha già un buon punto, che invece ti ridice no, stai tranquillo, c'è una radice, siamo qui e siamo qui per te, per aiutarti, per darti vita, per come te l'abbiamo data la vita fisicamente, ma continuiamo a darti una vita e ti diamo quella serenità che le radici hanno e li ho sempre veramente percepiti così, e oltre ad essere una guida e questo vale in una famiglia, ma vale in una comunità che si sente alla quale uno vuole appartenere. Poi se uno fa altre scelte, per carità, però uno che vive in questa comunità la percepisce in maniera forte. Ecco, siamo un po' in una fase conclusiva, volevo per impegno di mantenere allora chiedo, sono arrivati, approfitto, alcuni messaggi e così chiedo a voi poi nel vostro saluto e anche di darci un lancio. Guardate, ho preso appunti, no? Abbiamo parlato di coraggio, di creatività, di speranza, di far emergere le passioni. Io credo che questo dialogo ci è stato utile, può essere utile a chi ci ascolta, agli anziani, ai centri anziani, alle sentinelle, credo che è utile a ognuno di noi come persona. E quindi Andrea Marcolin che dice non dimentichiamo la possibilità di socialità che ha dato e continua a dare l'attività degli orti sociali, che proprio nell'acronimo di ANCESCAO è uno dei temi, insomma, che abbiamo scoperto, anche se per esempio lì c'è stata una grande discussione nella chiusura degli orti sociali, anche lì c'è stato, non lo apriamo il dibattito, ma anche lì no. Sono stati i primi ad essere stati aperti come attività gli orti. Quindi anche perché naturalmente gli orti c'è la possibilità di rimanere distanti e di conseguenza comunque gli orti è una delle attività aperte ed è molto abbiamo circa 25.000 orti, cioè anziani che si occupano appunto degli orti, quindi è un'attività molto soprattutto nelle città metropolitane, insomma non nelle nostre zone qui, perché abbiamo già la maggior parte delle città metropolitane come Bologna, Padova e Venezia e così via, abbiamo tantissime. Ecco. Certo, Presidente, un messaggio ai suoi soci e ai presidenti. Un messaggio ai miei soci, teniamo duro perché appunto apriremo tutti quanti i centri con un po' di difficoltà inizialmente, ma senz'altro riapriremo con tutto l'entusiasmo e con tutta la voglia che avevamo precedentemente, ma forse anche con più rafforzamento della nostra attività. Vorrei anche chiudere da parte per i miei centri anche con una frase che io ho trovato in un nostro centro, che forse sta anche a coronare ecco, il modo migliore di rendere piacevole la vita a noi stessi è di renderla piacevole agli altri. Questa è una frase appunto all'interno trascritta in un centro del nostro, quindi a quel momento penso che sia la voglia degli anziani a
a rimanere attivi e essere tranquilli e felici con tutti. Certo. Grazie intanto a Leone e veramente grazie per il vostro lavoro, per il vostro servizio. Dando la parola a Christian, chiedendo a te così un saluto, un appello, un saluto alle sentinelle, un saluto alle famiglie, e un assessore al sociale ci chiede, Emi Ravazzolo, chiede: una torrida estate alle porte, come difendiamo gli anziani che non hanno gli strumenti per affrontarla? Ma proprio entro nel tema perché l'abbiamo sviscerato, no? Il nostro centro sociale solitamente è uno dei punti che citiamo a l'USL come punto dove poter andare durante le giornate torride. Adesso però c'è il problema dell'affollamento e c'è il problema anche degli impianti che, sapete, dovrebbero essere sanificati. Aiutaci nel tuo saluto. Vorrei dare una risposta ad Emi. Credo che anche qui tanta creatività e tanto coraggio. Credo che ci siano degli spazi, ci siano delle abitazioni che possono ospitare degli anziani a casa loro. Adotto un anziano per il caldo, mi viene così. Insomma, credo che degli spazi sicuri per gli anziani, se l'estate sarà torrida, la comunità li possa trovare. Vi saluto con una parola, un auspicio e una suggestione. La parola mi nasce, ho fatto un incontro come questo una sera con una parrocchia, c'erano il parroco, c'erano le suore, c'erano i fedeli della comunità e mi faceva un po' specie che insomma, ci fosse questa cosa. E la parola che ho portato in quella serata è stata questo è un tempo di grazia. Credo che per rispondere concretamente alla speranza serve che noi per primi possiamo dire che questo, nonostante tutto, è stato e vuole essere un tempo di grazia, in cui sfruttiamo questo tempo per trasformare in meglio quello che avevamo fino ad oggi. L'auspicio, guardo Leone, è che a breve ci siano veramente 4 persone che si ritrovano per giocare a briscola. Insomma, in 4 siamo e la briscola ci stava, con un bel bicchiere di bianco o di rosso. E la suggestione è anche questa, è che dopo aver passato un pomeriggio a giocare a carte al Pino Verde con ritrovata serenità, ci siano per 4 anziani che hanno voglia ancora di giocare a carte la sera perché si sentono soli, uno strumento come questo che ci permetta di fare la briscola in Zoom o in chat, perché comunque ci sono degli spazi di solitudine che possono essere reinventati. Per cui la suggestione è un po' questa, che riusciamo a trovare a usare la tecnologia anche per quelle cose che normalmente non penseremo nemmeno. Però un bicchiere bevuto così, secondo me, ha un gusto minore, ma comunque un buon gusto. Grazie, dovremmo capire come si fa a giocare a briscola, perché il problema delle carte magari si riesce anche, no? Il problema saranno i motti, sarà un problema di motti, come nascondere i motti, ma qui la domotica ci verrà in aiuto. Insegniamo agli anziani a giocare a scacchi. I scacchi avremo delle carte virtuali. Vero. E lasciando la parola a Ernesto, approfitto anche prima perché tempo di grazia, ma Gabriele un po' lo sintetizza anche con cose molto concrete, soluzioni nuove e inseguire le passioni grazie alle tecnologie è una bella sfida da applicare magari grazie a un intervento intergenerazionale, quello che si diceva prima, no? I ragazzi ormai navigati, grazie alla didattica alla distanza, supportano gli anziani, insegnano loro a diventare digital per poi apprendere le loro abilità e passioni attraverso questi nuovi strumenti. Ancora una volta una comunità che aiuta la comunità. Credo che proprio sia tempo di grazia e come dico, la volta scorsa abbiamo parlato degli adolescenti che ci dicevano forse ci serve un'oretta ogni tanto di lockdown perché ci ferma e ci fa riflettere. Credo che anche quest'ora di dialogo sia stata utile a questo. Certo. E quindi Ernesto, dacci il messaggio veramente così. Credo che ogni problema abbia in sé la sua soluzione. Credo che questo periodo ci serva per riflettere su quello che è avvenuto e quello che possiamo fare. Potenzialità ce ne sono, le persone sanno di vedere e gli anziani hanno la possibilità di rilanciarsi dopo che hanno avuto un momento di tranquillità. È qui che dobbiamo intervenire, fare in modo che, come per i prodotti che hanno quella grafica Y, iniziano, maturano e cadono, poi rilanciano, così anche gli anziani. È un periodo, secondo me, che può essere estremamente proficuo. Bisogna lanciare
tante iniziative, in modo che uno possa scegliere quello che più si sente portato, e allora diventa anche lui creativo, anche per gli altri. Certo, grazie. Bello, perché alla fine stanno arrivando i commenti, vuol dire che abbiamo acceso delle lampadine, no, su questo tema, perché Andrea è un ringraziamento al centro anziani ottimamente gestito, siamo fortunati, ma anche Alessia che dice: gli anziani sono fondamentali per la trasmissione del sapere, della conoscenza, delle tradizioni. Non saprei cucinare e cucire se non fosse stato per i miei nonni. E quindi insomma, però su questo credo che ognuno di noi abbia tanto da dire, il nostro cuore insomma già si riempia di emozioni e di grazie. Allora, grazie a voi e di cuore, è stato veramente un dialogo che avete visto in maniera molto semplice, e tanti guarderanno poi la replica, chi non ha potuto vederla, c'è la possibilità di vedere la replica, c'è comunque la possibilità di scrivere i propri commenti anche adesso, e se qualcuno ha bisogno anche di qualche consiglio, credo che tutti e tre, mi permetto di anticipare, Leone, Cristian e Ernesto, per le proprie competenze, e mettano veramente la loro passione, perché voi avete passione, a servizio delle nostre comunità e quindi anche dei nostri anziani. E è arrivato anche il messaggio in diretta, e ringrazio di eccolo qua, se non sbaglio, eccolo qua, da Comunità Sant'Egidio, che ci ascoltavano, ecco, non siamo riusciti a metterci in contatto, ma erano lì. Grazie per parlarne. Sono Nicoletta Ariani della Comunità di Sant'Egidio. Va ripensato il modello sanitario, più assistenza territoriale e domiciliare, più supporto alle famiglie che hanno anziani, e credo che insomma lo abbiamo raccontato, e qui c'è, quindi lo potete trovare poi nei commenti per chi abbia piacere, c'è proprio l'appello che può essere insomma sottoscritto di quello che ci siamo raccontati fino adesso. Concludo, abbiamo sforato, ma insomma abbiamo detto cose credo interessanti, facendo promozione per il prossimo appuntamento. Il prossimo appuntamento giovedì prossimo, 18 giugno, alle ore 18, l'estate, gli eventi e la socialità, perché insomma c'è un'estate, ci sono i ragazzi, ma ci sono le famiglie, c'è un'estate, e non è che questa cosa non arrivi, è un'estate diversa. E allora con chi rifletteremo di questo con Fernando Tommasello, che è il vicepresidente delle Proloco a livello nazionale, oltre che a livello provinciale, presidente provinciale, Martina Beggiato, organizzatrice di eventi, Guido Mazzucato, food e service, perché poi c'è anche quell'ambito che è molto molto importante, e probabilmente c'era anche un amministratore locale, perché poi è quello che deve dare le risposte al territorio. Quindi veramente grazie ai nostri ospiti. Grazie a voi e a tutti coloro che hanno ascoltato, e agli ospiti che ci sono stati qui con noi. Grazie. Buona serata e buona cena a tutti. E gli ascoltatori, di nuovo, grazie. Grazie a voi.